Portato in carcere il 49enne che ha ucciso a Porcia il suocero intervenuto per difendere la figlia al culmine di una lite violenta. L'uomo si difende, è stata legittima difesa. Denunciati 2 titolari dell'azienda agricola che hanno scaricato in strada a Bassano il 56enne indiano ferito dopo essersi infortunato cadendo mentre lavorava senza essere in regola. Maneggiando il telecomando dell'auto si chiude nell'auto sotto il sole dopo che la nonna era appena scesa per aprirgli la portiera. Allarme ad Altavilla Vicentina, l'intervento dei vigili del fuoco. Sale sul piancavallo in bici per assistere al passaggio dei campioni del Giro d'Italia ma viene stroncato da un malore. 74enne di Monselice muore poco dopo. 2 centraline elettriche a fuoco lungo la ferrovia nel Veronese, un atto doloso, ritardi e disagi proprio nel giorno della manifestazione sul Brennero. Con la scusa di fargli incontrare una ragazza tirano in un parco di Bassano un 29enne bellunese, poi lo picchiano e lo derubano. 4 ventenni denunciati. Armati di fucile seminano il panico al bar, 2 episodi simili in pochi giorni a Schio San Giorgio in Bosco, l'intervento delle forze dell'ordine. Completamente ubriaco entra nella Basilica del Santo e si mette a urinare sul muro di un chiostro. 52enne pregiudicato marocchino bloccato dalla polizia dopo l'allarme del frate custode. A Padova l'addio a Gianluca Benedetti, il sub è morto durante la tragica immersione alle Maldive. Oltre 300 persone si sono strette vicino a mamma Paola. Mentre i vertici di Fratelli d'Italia e Forza Italia frenano sulla sua candidatura a sindaco di Padova per il 2027, la Lega continua a spingere per Marcato. Il diretto interessato si dice tranquillo, normale che le segreterie si parlino. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con l'omicidio di Porcia. È stato portato in carcere il 49enne accusato di aver ucciso il suocero al termine di una violenta lite. Il suocero, questo signore, è morto e il genero è in ospedale a Udine. In questo momento si parla di coma. È stato portato in carcere a Pordenone Fabrizio Barberini, 51enne, originario di Latina e residente da tempo in città, che nella giornata di ieri ha ucciso il suocero Marius Adrian Dorobantu, 59enne, di origine romena. Una lite familiare degenerata fino a trasformarsi in una tragedia. Sangue, paura e urla in un'abitazione di Via del Zuccolo a Porcia, dove si è consumato il dramma che ha sconvolto l'intera comunità. Tutto inizia attorno alle 15:30 quando l'uomo si presenta a casa dell'ex moglie. I 2 erano separati da tempo ma mancavano ancora gli ultimi passaggi formali per il divorzio. Tra loro scoppia un violento litigio. La tensione sale rapidamente. Secondo quanto raccolto sul posto, l'uomo avrebbe colpito la donna anche con una bottiglia al capo. Ferita e terrorizzata, la 39enne si rifugia in bagno insieme ai figli minorenni, barricandosi all'interno e chiamando il 112 per chiedere aiuto. Subito dopo lancia l'allarme anche al padre. A quel punto la situazione precipita. I genitori della donna arrivano nell'abitazione e il padre interviene per difendere la figlia. Ne nasce una colluttazione violenta, un parapiglia che si sposta all'esterno della casa. Quando sul posto arrivano gli agenti della Polizia di Stato, la scena è drammatica. 2 uomini a terra, a pochi metri di distanza, l'uno dall'altro. Marius Dorobantu è già in arresto cardiaco. I poliziotti tentano di rianimarlo con il defibrillatore. I sanitari, giunti poco dopo, proseguono le manovre di soccorso, ma purtroppo non possono fare altro che constatarne il decesso. Fabrizio Barberini, invece, è stato soccorso ancora cosciente, stabilizzato, intubato e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Nelle scorse ore, poi, è stato dimesso per essere trasferito nel carcere di Pordenone. In ospedale finiscono anche l'ex moglie e la madre della donna, entrambe con lesioni. Della famiglia non era almeno seguita dai servizi sociali, non sappiamo niente, dispiace per i familiari e soprattutto perché ci sono dei bambini. Nel frattempo la scientifica lavora per ore fino a tarda serata per ricostruire con precisione quanto accaduto. Rilievi metrici e fotografici vengono eseguiti sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. Restano ancora diversi punti da chiarire, non è certa al momento l'arma del delitto. C'è una pietra, ma adesso vediamo, insomma si tratta di vedere se effettivamente quella, se è stato utilizzato qualcos'altro. Sono tutte cose che andranno verificate. È stata trovata una bottiglia frantumata, ma ripeto, sono tutte cose che vedremo poi. Il movente sembra legato alla separazione e tensioni familiari mai sopite.
Intanto, dal carcere Barberini sostiene di aver agito per legittima difesa, una vicenda che lascia sotto shock Porcia, scossa da un fatto di sangue maturato tra le mura di casa. Non sono cose belle, resto a bocca aperta, non ho parole. Abbandonato sanguinante vicino all'ospedale, si tratta di un 56enne indiano ferito mentre lavorava senza regolare contratto e scaricato sulla strada dai titolari. Il dipendente irregolare rimane gravemente ferito e i titolari lo scaricano come un rifiuto sulla strada. Un episodio di una barbarie inaudita accaduto proprio a Bassano. Un uomo e una donna devono rispondere di omissione di soccorso e lesioni personali colpose in concorso. È stato risolto in breve tempo il giallo della persona trovata abbandonata e sanguinante in via Cadolfin vicino al San Bassiano, di cui vi abbiamo raccontato nei nostri TG. Si tratta di un 56enne di origine indiana residente in Campania, vittima di un serio infortunio mentre lavorava, senza alcun contratto, in un maneggio di Schiavon. L'uomo sarebbe caduto da 3 metri di altezza provocandosi fratture in diverse parti del corpo. I primi a soccorrerlo sono stati proprio i titolari dell'azienda agricola, 56 anni lui, 48 la compagna. Ma questi, data la sua condizione illecita, invece di chiamare il 118 l'hanno caricato in macchina e l'hanno abbandonato sanguinante vicino alla CMP Arena. Forse colta da rimorso, la donna ha utilizzato il telefono cellulare del ferito per chiamare il 112, fingendosi una passante. Il ferito è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunatamente è tenuto sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita. I militari, con non poca fatica, visto che il 56enne conosce a stento l'italiano, sono riusciti a ricostruire l'accaduto e si sono mossi in collaborazione con i tecnici dello Spisal. All'interno dell'auto della coppia sono state rinvenute evidenti tracce ematiche lasciate dal 56enne sanguinante. Sono stati sequestrati anche i telefoni cellulari degli indagati per verificarne il contenuto e raccogliere eventuali ulteriori elementi a loro carico. Il titolare del maneggio di Schiavon è stato anche sanzionato per aver impiegato un lavoratore subordinato straniero senza aver comunicato l'avvio del rapporto lavorativo e per non aver comunicato all'autorità di polizia di ospitare un cittadino extracomunitario. Tragedia scampata ad Altavilla Vicentina, dove un bimbo di 1 anno è rimasto chiuso in auto sotto il sole. Provvidenziale il pronto intervento di 2 carabinieri che hanno permesso il lieto fine della vicenda. La foto del lieto fine con tutti i protagonisti della vicenda, che poteva invece avere un esito drammatico in via Firenze ad Altavilla Vicentina. Protagonista è il bimbo di circa 1 anno che per una serie di circostanze sfortunate era rimasto intrappolato nell'auto dei genitori sotto il sole rovente. La nonna con cui viaggiava il piccolo, dopo aver parcheggiato il mezzo, stava per far scendere il nipotino a cui aveva lasciato il telecomando della vettura. Il bimbo, dopo aver premuto alcuni tasti e inserito il blocco delle serrature, aveva fatto cadere sul pianale il telecomando, rendendo di fatto impossibile l'apertura del mezzo. Immediato è scattato l'allarme e provvidenziale la presenza di una gazzella dei carabinieri di Brendola che si trovava nelle immediate vicinanze. I 2 militari dell'equipaggio, in attesa dell'arrivo dei pompieri con l'attrezzatura adeguata, hanno fatto tutto il possibile per tentare di arieggiare il veicolo, pronti a spaccare il lunotto in caso di segni evidenti di malore del piccolo. La fessura nel finestrino, provocata dagli uomini dell'Arma, è stata infatti provvidenziale per i vigili del fuoco, che hanno immediatamente sbloccato la portiera, salvando la vita al piccolo, che è stato infine affidato all'abbraccio dei genitori, comprensibilmente scossi per l'accaduto, ma riconoscenti ai militari per l'assistenza ricevuta che ha permesso il lieto fine della vicenda. Una giornata di ciclismo che si trasforma in tragedia. A Piancavallo un 74enne ciclista amatore padovano muore dopo un malore mentre saliva per assistere al passaggio del Giro d'Italia. Doveva essere una giornata di festa per il grande ciclismo, ma la 20ª tappa del Giro d'Italia, da Gemona a Piancavallo, è stata segnata da una tragedia. Questa mattina, all'altezza dei ripetitori, un ciclista amatore di 74 anni, Resio Salvan, nato a Monselice in provincia di Padova e residente, è stato colto da un grave malore mentre affrontava la salita in attesa del passaggio della Corsa Rosa. Immediato l'intervento dei soccorsi. L'uomo è stato rianimato sul posto e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Pordenone in codice rosso. Nonostante i tentativi dei medici, è morto dopo il ricovero.
È un atto doloso, probabilmente legato alla matrice dell'ambientalismo radicale o dell'anarco-insurrezionalismo, quello che questa notte ha causato l'interruzione della circolazione ferroviaria tra Peri e Dolce lungo la linea ferroviaria Verona-Porta Nuova-Brennero. Ignoti hanno appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza in una zona isolata. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco e la polizia ha ritrovato un accendino ed altri indizi. La circolazione ferroviaria sospesa per 2 ore, poi ripresa con forti rallentamenti e ritardi fino a 100 minuti con variazioni e cancellazioni. L'incendio alle 2 centraline è stato innescato a poche ore dalla manifestazione ambientalista organizzata oggi, che ha portato alla chiusura dell'autostrada del Brennero, prendendo così di mira l'unico servizio di collegamento nei trasporti rimasto attivo. Quella di oggi doveva essere una giornata da bollino nero proprio per la chiusura del valico del Brennero, con ripercussioni in tutte le autostrade del nord-est, vista anche la concomitanza con il ponte del 2 giugno. Ebbene, fortunatamente i disagi sono stati molto più ridotti del previsto. Sentiamo. Noi siamo pronti, l'avevamo previsto, l'abbiamo comunicato già da giorni con tutti i nostri mezzi, anche dai pannelli messaggio variabile, avvisando anche chi guida mezzi pesanti già da una settimana a questa parte. Quindi abbiamo un'organizzazione da giornata di esodo da codice rosso, anche se questa era una giornata da codice giallo, quindi noi siamo strutturati e pronti per ogni evenienza. L'ultimo fine settimana di maggio ha regalato code e disagi autostradali, ma perlomeno si è scongiurato il temutissimo effetto Brennero, con le chiusure oltreconfine per manifestazioni ambientaliste che non hanno troppo intaccato lo scorrimento dei flussi in Italia. A ogni modo le difficoltà maggiori le hanno sperimentate le uscite rivierasche e i loro caselli, visti i corposi flussi per sfruttare il caldo del fine settimana. Le previsioni comunque sono quelle che avevamo detto: c'è traffico intenso, c'è coda tra in est, quindi direzione Trieste, fra Meolo e Portogruaro. Sui caselli che portano alle riviere c'è molto traffico, abbiamo dei piazzali pieni. Degno di nota è il casello di Latisana, quindi verso le nostre riviere abbiamo più che raddoppiato il traffico di uscita. Non pensiamo di avere un numero elevato rispetto al previsto di mezzi pesanti, dalle informazioni che abbiamo anche con le concessionarie limitrofe. Sicuramente ci aspettiamo durante la giornata fino a tardo pomeriggio ancora traffico intenso, sempre dovuto al raggiungimento delle mete turistiche. Ancora cronaca, in 4 devono rispondere di rapina in concorso dopo aver adescato e aggredito un 29enne al parco San Vito di Bassano. Hanno attirato un 29enne bellunese nel parco intitolato a Gino Pistorello a San Vito di Bassano con la scusa di incontrare una fantomatica donna, ma quando il giovane è arrivato lo hanno circondato e aggredito con una violenza inaudita, calci, pugni, fratturandogli il setto nasale e la mascella, per poi rubargli tutto quello che aveva e minacciarlo se avesse parlato. Non contenti hanno filmato la scena cruenta con un telefono cellulare ed è qui che i 4 soggetti, 2 residenti a Mussolente e gli altri 2, uno a Sedico, l'altro a Longarone nel Bellunese, si sono traditi. Sì, perché i carabinieri sono risaliti a loro proprio visionando quei video salvati nel telefono di uno del gruppetto, 19 anni di Mussolente, che era stato arrestato per rapina aggravata con lesioni per un episodio che l'aveva visto agire assieme alla sorella. Proprio in quell'occasione i militari avevano sequestrato il cellulare del misquilese, trovandovi dentro il video risalente a un mese prima, riuscendo così a identificare la banda. Per tutti e 4 è scattata la denuncia per rapina in concorso. Il 23enne di Longarone è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale perché non voleva consegnare ai carabinieri il suo telefono, mentre l'altro giovane di Mussolente, 18 anni, deve rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio perché trovato con quasi mezzo etto di hashish in casa. L'ennesimo episodio di violenza con protagonisti giovani che preoccupa. Assistiamo ad un impoverimento del rispetto dell'altro, del senso di responsabilità
e assistiamo a una spettacolarizzazione della violenza. Ragazzi così giovani che arrivano a compiere atti di questo tipo e addirittura a filmarli. È una cosa grave, perché probabilmente continuano a sentirsi anche impuniti, mentre ora, come abbiamo visto, la giustizia sta facendo il suo corso. Però mi chiedo anche cosa in più possiamo fare noi come istituzioni assieme alle famiglie. Fa irruzione armato di fucile in 2 locali pubblici di Vicenza. In casa trovati altri fucili, armi, munizioni, arrestato a Schio grazie all'impiego congiunto degli uomini di Squadra Mobile Volanti e Digos. Trovato con un arsenale in casa e strumenti atti ad offendere, un cittadino di nazionalità rumena è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Vicenza. L'indagine è iniziata in serata dopo che era arrivata la segnalazione da 2 esercizi pubblici in Viale San Lazzaro che riferivano dell'irruzione di un uomo a volto coperto che, imbracciando un fucile, aveva minacciato i clienti seminando il panico per poi fuggire su un'auto. I poliziotti sono riusciti ad individuare la direzione di marcia dell'auto ritrovandola all'interno di un cortile di un'abitazione a Schio. Trovata la dimora del sospettato, è scattato così il blitz. Entrati da una porta finestra aperta, lo hanno immobilizzato. La perquisizione ha portato alla scoperta di 8 fucili da caccia, tra cui doppiette ed un semiautomatico, per i quali sono in corso accertamenti per risalire alla loro provenienza. Sono state sequestrate munizioni, 2 accette, una mazza da baseball, un coltello, una bomboletta di spray al peperoncino, un passamontagna e diversi attrezzi atti allo scasso. Appoggiati ad una sedia anche gli indumenti che risulterebbero corrispondenti a quelli utilizzati durante l'irruzione nei 2 locali pubblici di Vicenza. L'uomo è stato così arrestato con l'accusa di detenzione e porto illegale di armi e munizioni, ricettazione, procurato all'arma in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida. La polizia sospetta il coinvolgimento di un complice, per cui sono ancora in corso indagini serrate. A ringraziare i poliziotti per l'intervento lampo, il plauso del sindaco Possamai. Un episodio grave, inaccettabile, ma l'intervento della polizia sottolinea come davvero da parte delle forze dell'ordine ci sia la massima presenza, pur in condizioni difficilissime di carenza d'organico, per cui a loro va il nostro grazie. Armato di coltello e fucile soft air all'interno di un bar, fermato e denunciato dai carabinieri, accaduto a San Giorgio in Bosco. Ha seminato il panico armato di fucile e coltello. L'allarme è scattato mercoledì sera dopo la telefonata del titolare del bar di un'area di servizio di San Giorgio in Bosco, che ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un uomo a torso nudo, visibilmente agitato e soprattutto armato. I carabinieri arrivati sul posto hanno fermato l'uomo mentre si trovava sul retro del locale. In mano aveva ancora un fucile da soft air e un coltello da cucina con 20 cm di lama. Le armi sono state sequestrate. L'uomo si è giustificato dicendo di essere stato aggredito da poco da uno sconosciuto e stava cercando di difendersi. È stato comunque denunciato per porto abusivo d'armi. Completamente ubriaco entra nella Basilica del Santo a Padova e si mette a urinare su un muretto all'interno di uno dei chiostri dell'area monumentale. La polizia, allertata dal frate custode dell'area, ha bloccato un 52enne marocchino con numerosi precedenti per rapina, furto, spaccio di droga, percosse, danneggiamenti e ubriachezza molesta. L'uomo si era reso protagonista dello stesso gesto qualche giorno fa, ma si era allontanato in fretta. Stavolta gli agenti lo hanno trovato disteso su una panca. Il questore ha disposto per l'uomo l'avviso orale ed il collocamento al CPR di Brindisi. Mentre a Genova si sono celebrati i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, a Padova l'addio a Gianluca Benedetti, il sub morto durante l'immersione nella grotta alle Maldive. Oltre 300 persone si sono strette a Mamma Paola. È una roccia che resiste nel mare profondo del dolore, un dolore che è abisso come quello che le ha portato via l'unico figlio. Mamma Paola accompagna il feretro del suo Gianluca, vicino a lei Silvia, la compagna del 44enne sub padovano morto nelle acque delle Maldive insieme ad altri 5 connazionali durante un'immersione a scopo scientifico lo scorso 14 maggio. La bara chiara, le rose bianche scelte per l'addio, l'abbraccio di tutta la comunità per Gianluca Benedetti. Nella chiesa del Cristo Re a Padova il ricordo della grande
grande passione per il mare che ha strappato l'istruttore di Sub alla sua famiglia. Nell'omelia il parroco ha ricordato la grande esperienza del 44enne e il suo grande amore per l'ambiente marino, natura bellissima ma imperfetta che ci porta via brave persone come Gianluca, ha detto il sacerdote. Ha guidato tante persone a scoprire la bellezza misteriosa di quell'anima marina. Ora questa morte così dolorosa ci aiuti a scoprire nella fede l'altra riva di pienezza, il compimento dell'amore che Gianluca ha raggiunto. Un passato da bancario, poi la scelta di lasciare tutto per seguire la sua passione, il mare. Gianluca viveva da tempo alle Maldive ma tornava a Padova da mamma Paola. Un sub esperto e preparato, il ricordo dell'ex allenatore Marco Ilotti nelle parole lette in chiesa che parlano di coraggio e lealtà, una lealtà che per Gianluca si traduceva nel calcio come in mare nel non lasciare mai indietro nessuno. I familiari di Gianluca, Benedetti e gli amici, centinaia presenti ai funerali, ora chiedono solo di sapere con certezza cosa sia accaduto a quasi 60 metri di profondità nelle acque delle Maldive. Risposte che potrebbero arrivare dalle indagini della Procura di Roma e dagli esiti delle autopsie sui corpi dei 5 sub. La politica amministrativa. A Padova si voterà l'anno prossimo e nel centrodestra il leghista Roberto Marcato ha avanzato la propria candidatura. I dubbi degli alleati con Forza Italia e Fratelli d'Italia che tirano il freno a mano. Facciamo che le segreterie facciano i loro passi, io continuo ad essere convintamente a disposizione con tutta la passione che da sempre mi contraddistingue. Getta acqua sul fuoco Roberto Marcato dopo che la sua autocandidatura a sindaco di Padova ha suscitato le reazioni di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Marcato ha incassato, e non era proprio così scontato, il via libera della Lega. Il nostro nome come Lega è Roberto Marcato, poi quando ci saremo al tavolo, spero presto, del centrodestra valuteremo anche gli altri candidati, ma io spero che lui possa passare, possa essere il nome giusto per Padova. In Lega dunque il suo nome è scelta condivisa. Gli ostacoli per la corsa a Palazzo Moroni sembrano arrivare dagli alleati del centrodestra, con Fratelli d'Italia e Forza Italia che stoppano le fughe in avanti sul nome dell'ex assessore e sui tempi della scelta. Tira il freno Raffaele Speranzon, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, viste anche le uscite passate di Marcato nei confronti del partito, quando dopo il successo alle politiche i meloniani chiedevano di più in vista delle regionali del 25 che poi hanno incoronato Alberto Stefani. Celebre l'invettiva dal palco della festa del popolo veneto nel marzo del 23. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! Insomma, rapporti non proprio idilliaci, come del resto con Forza Italia, ora guidata in Veneto da Flavio Tosi, che evidenzia come oltre a Padova andranno al voto anche altri 2 capoluoghi, Verona e Belluno, e l'accordo tra i partiti della coalizione dovrà essere complessivo. Flavio Tosi dice, da segretario regionale di Forza Italia, che serve fare un ragionamento quadro su tutta la regione. E questo credo che sia abbastanza normale. Poi dice anche che con me è un ottimo rapporto e lo confermo, per cui insomma mi sembra un atteggiamento assolutamente positivo. Speranzon dice che anche in Fratelli d'Italia ci sono persone autorevoli e competenti come Marcato. Io prendo il complimento con grande piacere, dopodiché dovranno discutere, ma tutto questo mi sembra molto normale. Chi tira la volata a Marcato è la meloniana Elena Donazzan. Non so cosa risponderà il mio partito, rispondo a Elena Donazzan, deputato europeo eccetera, già collega di Roberto Marcato. Roberto è una persona che mette passione fino in fondo e oggi un sindaco deve avere questo, deve essere piena identità con la propria città. Roberto è determinato, Padova ha bisogno di cambiare rotta. Infine Roberto Marcato è persona leale e in politica è difficile trovare la lealtà, lo dico in prima persona, diciamo così. Quindi se io fossi una cittadina di Padova non avrei alcun dubbio, Roberto Marcato. Restiamo a Padova, migliaia di persone questo pomeriggio per il Padova Pride, la manifestazione per rivendicare i diritti della comunità LGBTQ+, dalle 16 in Piazza De Gasperi, gli interventi delle tante realtà associative. Per il Comune di Padova presente l'assessora Margherita Colonnello, che è tornata a chiedere il riconoscimento del matrimonio egualitario. Dopo gli interventi il corteo per le strade di Padova per poi ritornare in Piazza De Gasperi
Napoli, dove la festa continuerà fino a tardi. Presenti alla manifestazione un folto gruppo di famiglie arcobaleno con i bambini per chiedere una legge che tuteli le famiglie omogenitoriali. Quest'anno lo slogan era Queer Store, per portare all'attenzione del governo la necessità di una legge contro l'omotransfobia. Ed è tutto per questa edizione regionale dei nostri TG. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata.